Auspician a Le Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao, buonasera y bienvenidos a Le Parey Lafare. Bienvenidos a la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga desde aquí, desde Freire, Córdoba, en la República Argentina. Hoy con la programación 177. ¿Cómo está, Pablito? Come va, Paulín? Come sta tutta la nostra cara audienza? Torna un'altra volta qui a battere il tacun. Proprio parla, Paulin, è la battuta tacun, come diciamo sempre. La fare alle sempre viene bellezia ciacciare un po' piemontese. L'argomento alle squadre sempre secondarie, Alle secondarie, ma quando uno cerca l'argomento, dopo has visto, uno tacca a fare l'investigazione e tu imprendi una, Entre todos. Sempre hay una novità. Entre todos vamos aprendiendo. Así es, agradecerle como siempre a quienes retransmiten, a quienes comparten nuestra publicación, nuestra programación, a los que ponen me gusta y anche a tutta la gente que escucha la programación y a far comentare. Para todos los que siempre nos comentan, como siempre, agradecido de corazón, porque entre todos vamos aprendiendo, Pablito. I commentari a fanco su agita. So aiuta, proprio a far con la programación, sería. Son parte della programmazione. Así es. Así que bueno, un saludo para todos y hoy con una programación, la verdad que interesante, que pasó con el tiempo y a veces los vemos, estas cosas las vemos en las películas y esas cosas y nos queda la duda de cómo será por ahí los que estamos medios intrigados. Hoy vamos a hablar un poquito de el código Morse y el telégrafo, el telégrafo que llegó aquí a la Argentina de la mano de los ferrocarriles, Paulín, Para ella sta il fare, il telegrafo per dire un piemontese. Che disca è una roba già abbastanza antica, come sa, alla stai Giuseppe Henry che nel 1829 l'ha fatto il primo telegrafo. E poi la persona che l'ha dato un grosso impulso, che l'ha dato un impulso avanti, alla stato il nordamericano Samuel Morse. Lui ha capitato la década del 1830. Así que en la década del 1830 Samuel Morse es el que dio el impulso a todo lo que es el telégrafo y la fare de cómo transmitir con el telégrafo, Paulín? Seria un messaggio, un messaggio d'anche che il dispositivo sì, che la 3 sì, spedia, facevano dei messaggi per fili, per cables, come diciamo in Castilla, e durava in codice, che in piemontese, proprio in piemontese, discale codes. El codes. Il codes. In italiano codice e in piemontese codes. Col codice era punt e righe, puntos y raya. Guardate. Se llama el código Morse. La prima dimostrazione con tanto éxito la sta en 1838. Así que en el 30 se inventó el telégrafo, como quien dice, pero la primera demostración tuvieron que esperar 8 años. Ayer olía el pusum, pero con ese la demostración exitosa la está en 1830. Ahora sí, que el códice, el Morse, hará un sistema como el di Paulín Mapirú, comunicación, de comunicarse entre personas que hará su representación tra letra, número y anche el signo. Así que representa letras, números y signos, con una secuencia di due parole intermitente, per essere lunga o corta. Lunga quando sono le righe e corta un punto. Il punto è il corto e largo. Che il codice Morse sì, appena trasmitisse per pulso, por pulso eléctrico, per chair, un contente e anche per sonido. Las tuviste en que filmín el Paulín, en las películas por ahí de los barcos que hacen señas con las luces,
que las prenden y las apagan cortas y largas, eso es usar código Morse, Bárbaro. transmitir. Y a veces por ahí también con los golpes, cuando se usan para los rescates y todo eso que vemos en las películas, a veces los rescates que hacen, que golpean por ahí una tubería o golpean algo, eso es también código Morse. Ahora ti, Luca Luma te escribí niente, Poi una cosa che la stai ben importante. ben importante, imagínate che è dal 1930, Sì, sì, sono cose che abbastanza andare. tanti anni andare, tanti Bene. anni. E i segnali basici, come has detto, sono il punto ha un valore da una unità e tempo. E la riga vale 3 unità e tempo. Así que el punto equivale a una unidad de tiempo y la raya, 3 unidades. 3 por 1 sería, 3 a 1. Bien. Come sa già la tecnologia anche oggi in dia alla cavallo un po' fuori, perché non è cose tanto più moderne che oggi in dia. Ma as dis che as dovrà ancora per los radio aficionados y el radio amateur y los radio aficionados as dovrà la navegación del mar e per lì quando hai una situazione d'emergenza, una situazione che è già al punto per sopravvivere, para sobrevivir. Para sobrevivir. Se usa el código Morse. As dovrà ancora codis Morse. Quando viste proprio all'ultimo fiat, quando sei già per Sai una pananca che si rinde tu. Quando la señal per mandare in WhatsApp, que el código Morse sí tiene en 30 y 26 lettere dell'alfabeto latino, diciamo parai, tutti i numeri dal 0 al 9 e anche qualche diciamo parai, signo di puntuazione, pas tutte, perché sono pas, diciamo parai, registrate, alle pas complete, ma alla quei in 30. Che dicono almeno per lì per dividere, per fare cose, Ana quei din. E che cada fai che il Morse sì, che il Cristo sì Morse, quando cada fai che diciamo parai l'abecedario, perché è un abecedario, diciamo parai con tutte le lettere, alle lettere più usate, diciamo parai, las letras más comunes, más usadas, alla dai le più facili, diciamo parai, Así que a las letras más usadas le dio el significado más fácil, digamos. Un po' più curt, más fácil, digamos así. Un punto o 2 puntos o un punto y una raya. Panna corra lunga. Sì, sì, e hai lettere che sono più durate, sono più facili da scrivere. Se ne una che dura meno è un po' più difficile, ma dura minca tanto. Che i nostri amici piemontesi a Sasbaruri che pertinenti insomma cala, Sì. E ficuma cala sempre, alle minca. Minca tanto. Duma che senti, vita, la vocale A alle puntin e una riga. Así que para la A, un punto y una raya. Per la E alle un puntin. Un punto para la E. La I da indio, la I di indio, 2 puntini. Bien. La X, una riga, 2 punti, una riga. Que è una letra que è poco dura. Así que la X, que es poco usada, por ejemplo, un punto, 2 rayas y un punto. La J per noi, in montese è la I lunga. La I lunga. Che l'idea che in italiano è lampa, però ve le sia sdovrata. Ale, un punto, riga. Así que un punto e 3 righe. La J es un punto y 3 rayas. Está combinental eso. Pensa in gamba per Dico para, dal 2000 le spa. No. La M sono 2 righe. Facile. La P come diciamo noi, un puntino, 2 righe e un puntino. Guardati, pare che a veces bien svit per leggere tutto su sì. No, sì. Tu che concentresi, ma per le spa. Paulín, la fare con i numeri, la fare con los números también tiene una situación bastante parecida, Pero los números, por ejemplo, del 1 al 0,
capà dal 0 al 9. Dall'1 al 0. Dell'1 al 0. Il 0 spia come il 10, saria. Calè, per esempio, per l'1, Pauli, alle un punto e 4 righe. Un punto y 4 líneas. Son siempre 5 caracteres. Sempre 5. Sempre 5. E, diciamo para avanti, con i punti e avanti andare con i righe dall'1 al 5 e dopo all'inversa. All'inversa. Per dite, l'1 ha un punto e 4 righe, e il 2 ha 2 punti e 3 righe. Il 3, 3 punti e 2 righe. Il 4, 4 punti, una riga. Il 5 ha su 5 punti. E dopo all'inversa. Ah, dopo tacca all'incontrario. Taca al contrario e empieza al contrario, empiezan con la cantidad de rayas. Más rayas que puntos. Es più facile. Il 6 sarebbe El 6 sería una raya, una riga e 4 punti. e 4 punti. El 7, 2 righe già. E 3 punti. E 3 punti, sempre diciamo per signo. E all'ultima, quando trovi al 0, 5 righe. 5 righe. Esempi, se l'avessi da dirmi come si scrive il Disney. El Disney va a pie. Vanno a vedere. El Disney sería en punt e 4 righe, che sería el 1, e el neo sería 4 righe en punt, al contrario sería, all'inverso. Así que el 19 sería un punto y 4 rayas para el 1 y 4 rayas y un punto para el 9. Gavate in 10. Andes. Fece il maestro mio. El Disney. Anche, Paulín, per avere un esempio, diciamo, da una parola que Luma vis que, digamos, el acento no está, digamos así, como legal. No está incluido, pero es opcional, digamos. No es oficial, propiamente. No está, los acentos, por ejemplo, no están oficializados, como dijiste vos bien, en el sistema Morse. Pero scrive mamma, però scrive mamma. La medesima roba. La medesima roba. Anche papà, Papà e papa. con l'accento nella ultima A, Noi è che per volte scriviamo con parelli. mica più. mica comunque l'accento. mica andavamo a mangiarsi l'accento. Sì. L'esempio, Paolino, per scrivere mamma, come sarebbe più o meno? Allora, 2 righe, che sono le M, Sì. lasciasi stare spazio, Sì. un post vert, Sì. un punto una riga, Sì. dalle là, torna il post vert, lo spazio, 2 righe, Sì. torna a essere la M, lasciasi torna lo spazio e un punto e una riga. Dalle là. La A. Así que para escribir mamá, diría la M, un punto y una raya, la A, que son 2 rayitas, 2 rayas, la M, no, scusa, la E está all'inversa, la E está all'inversa, la A che sono 2 righe e un punto e una riga sería. La M son 2 rayas, la A es un punto y la raya, la M otra vez 2 rayas y la A un punto y una raya. Bisogna fare per dirlo senza vedere la lettera nostra, la Castilla. Sarebbe riga, riga, punt, riga, 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 punt, riga. E lì a dire mamma. Non fare che è tan facile, guarda che niente l'uno studiarla perché a preparar por ahí el programa, uno no está acostumbrado, pero son cosas que por ahí te interesan. Llama la atención. Es tan fácil. Imagínate la persona que la via da fare la traduzione, tutta quella roba sì. No, però alle come dite un momentino andare, io ve lo disparei per scarsè, però vantava la preferenza ben desviare, C'è. E ora per pata sbuitare luce il papà, insomma con papà, Dai. Punt, 2 righe, punt, riga, punt, 2 righe, punt, riga. Parecchio, fa tan facile. Parei a dire papà o papa? Che lei
como dijimos antes, no está oficializado el acento, entonces se puede escribir papá o papá, el acento, digamos así, existe y no existe. Sì, perché in era che il vinto lo diceva una maniera, Sì. la forma ufficiale è senza gente. Ah, è sempre che lì, Tu rendi conto in te che la parola cosa vuol dire? Cambia anche un po' l'accentuazione, Sì. ma capisci? Imagínate, Pauli, en che primi tempi, che la struttura il telegrafo con la fare sì dal codice Morse, era pas da scuole, era pas da accademia, che mostrava a leggere tutta la roba, sì, a fare la traduzione. Pare che la gente prendia dalla gente más che sabia, entonces vitesse más lì da can e prende con la gente que sabía más. Sì, No sì. había escuelas oficiales para aprender a traducir el código Morse. Si apprendía con la pratica. Con la prática. Con la pratica. Sì, sì. Dopo, con il tempo, dice che si apprendia più una compagnia dal telegrafo, tutto che era la ferrovia, il ferrocarril, en la Marina, el Ejército y anche la posta. En los correos, en la posta, también se enseñaba a descifrar el código Morse, a traducir, como quien dice, el código Morse, Tony. Per forza diventava che la gente che lavorava in tipo lì lo sapeva, Lo sabéis, perché non era di altre forme per comunicare. ni era para el maestro, el profesor. Però dice che dopo All'anno staita con il tempo. con il tempo, sai anche anni, però d'intorno dall'Ottocento. Sì, sì. E sì, lì, e l'Argentina più o meno che anni arriva il telegrafo? Guarda, dice che era una città red telegrafo, però con poca importanza. Poco e niente. Ma stai nel 1874 che Sarmiento era presidente dell'Argentina e alla faita la crea il telegrafo nazionale. Per cosa? Perché l'idea di Sarmiento, che era come presidente, aveva unito a tutto il paese con lui lì. Che la diceva che il telegrafo, il ferrocarril, la ferrovia sarebbe e in cura che giuntava la scuola, lui era il progreso della nazione. Así que el testaplá de Sarmiento decía que el telégrafo, el ferrocarril y la escuela marcaban el progreso de la Argentina. El progreso en la nación. Así que calcular en 1874 tener ya esa mentalidad, ma doy, Sì, Es veramente che in TMC, la scuola andai a squadre. a diso parere. Il telegrafo fondato lì e la ferrovia con. Tutto insieme. Va bene. Va bene. La piena di due coppa. Sì, due coppe. Il capitale, il sol, Ah, in Inghilterra è stato fondamentale, Sì. perché in Argentina ha portato avanti queste tecnologie, sì. Hanno dato la mano. La ferrovia e il telegrafo hanno dato la mano. Proprio parai, Paulino, il tendido di Zuma Parai è tutta la linea del telegrafo y tutti los cables, como quien dice, dal telegrafo, aero proprio da accanto alla ferrovia. Per cosa? Per la comunicazione, per il transito dalla via. Perché ta pensé che era ma una sola ferrovia e una era tren che ne e gli altri che andavano. Per che bucceismo, para que no chocaran, fazia la manca cosa? La comunicazione con il telegrafo. Sì, perché immaginate se all'adesso poi ogni forma di comunicazione l'accidente, come diciamo noi, l'avrebbe stato nel. En che primi tempi, Paulin, era ma un sul fil, diciamo parai. Un sul fil per il telegrafo. Per il tren, diciamo parai, dai passeggeri, per il tren de passaggero, che erano tutti diversi, appena dovrebbe essere da 2 a 5 fil per la medesima linea, diciamo parai, da accanto alla ferrovia. E dopo con il tempo, diciamo parai, i piquet che portavano tutti i fil, sì, era admire che era più di 20 cables. Había más de 20 cables en la línea del telégrafo. ¿Per cosa? Perché era una cosa specifica, diciamo, para una mira per vedete da Fraire a San Francisco e faceva da manca una sola, un sul fil, Sì. per lui che hai da zio sempre avanti.
Así que bueno, en los primeros tiempos, como te decía, un solo cable. Después, para los trenes de pasajeros y todo esto, entre 2 y 5 cables. Numa vista canta la ferrovia che non era picat che la viu, Che la quantità, no? picchiate ferme, eh? Picat et fer. Anche il fil lì che apportava la segnale di Zuma Parai del telegrafo, all'era comportà con capital britannico. Sì, amnesia dalla mano. Andiamo a guardare. Buttavo i soldi per la ferrovia, per il ferrocarrile, Sì. anche per il telegrafo. Sì, proprio Parai. Bene, sì, in Argentina, tutto che era, diciamo, Parai, gli impiegati della posta, los empleados del correo, que lì se o se la viuda saber il codice Morse, e la gente sì, come l'ho detto prima, ammustava a nauta gente, faceva scuola. Y hacía escuela. Istés capitaba, pasaba Istés con los jefes de estación, con el capo de la estación, de la ferrovia. Sí. Sabía pa el código Morse, pidió pa ocupé que el postli. Ventava Saber sí o sí. saber sí o sí. Dice que per pratichette, para entrenarte, per alienete, come si dice in piemontese, abitavo a scrivere mensaggi, a copiare mensaggi 8 ore al día. Así que por 8 horas te tenías que 8 horas producir mensajes, digamos. Fin tant que tu avorria a questo mese. Ah, ma dai. E es dice que en buon operatur, arrivava a scrivere da 25 a 30 parole per minuto. Así que, imagínate lo que es. Es una cosa que son punte righe, una cosa traducir entre 25 y 30 palabras por minuto. Va tan fácil, No, ahorita, no, perché has visto una parola fa lunga con tanti punti. Ma imagínate la quantità, perché alla staita, nei primi tempi, alla staita ma con diciamo, il sonido, ma dopo con il tempo alla fase la impresión, diciamo, Lo stampavo già. lo estampaba su un papel, para que tenía que leer, digamos así, la impresión sobre el papel. Fa tan facile. Ah, tan facile. Beh, sì, l'Argentina, a dis che il servizio da col telegrafo sì, alla durasse quasi per 160 años. Se duró por casi 160 años aquí en la Argentina. A duranza il tempo, A durezza del tempo. duranza il tempo. Del 1857, che primi tempi, diciamo, parai con prima Sarmiento, che era una città, diciamo, parai, una línea muy, muy chiquita que había del 1857 fino a quasi il 2017. Ma che un tempino di andare, un tempo. Ma mentre continuo quanto era una linea con poca importanza, ma era già. Ahí era, Paulín, belle sì, diciamo, parai, per fare un messaggio da belle sì dall'Argentina fino all'Europa. Asperia fece Paolino. Fece spiria, ma prima del telegrafo Cioè, attardava, demorava, come diciamo in Castilla, varios meses, tantos meses. perché non di un barca. Sì, diventava portero. Andava a Portello. Dopo un travaglio che mi dico che è un travagliun, Si travagliuccio questo. un travagliun in ingegneria, Eh? alla tendisse all'abitarsi in fil, in cable, sotto mano. Así que, Sotto era. así que digamos así, un trabajo de ingeniería se tendió un cable bajo el fondo del mar, sería. Entre il fondo del mare. Che il cable lì, che il fil lì andava da Rio de Janeiro, Brasil, a Lisboa, Portugal. Así que cruzaron el océano con un cable. Sì. Más doy. Noi argentini ero già fortunati perché disca da Buenos Aires a Rio de Janeiro, ahí era già. Ahí era ya. Ahí era già. Así que nosotros ya teníamos el cable del telégrafo desde Buenos Aires a Río de Janeiro, ¿no es cierto? Pero se tendió uno desde Río de Janeiro hasta Lisboa, Portugal. Cruzaron el océano con un cable. Chapalì. Chapalì con todo el hecho. Il fil sotto era. Fil sutta Eva. Disca alla storia racconta che nel 1991, en 1891, alla fase 1 all'ambità en cable sì, en fil sì, come dicesti, tra Buenos Aires e Portugal.
de Pá fin a Brasil. Línea directa, ¿sí? Línea directa con Portugal, Chápale. en 1891. Culfil sí que el cable este, como le llamamos normalmente acá, la via 2 centimetri e mes, 2 centimetri e mes, abbastanza grosso, diciamo, Ben espès. ben espès, e pesava 1 kilo per metro, pesava 1 kilo por metro de largo. Abbastanza. El dito en che i sol che faria, sempre che costaria. Lunga costaria. Lunga fece más perché costa, con sia le tram, de cobre seria, con una protezione di gomma e anche d'intorno a lui alla co fil d'acer per protezione, e va laggiù fino al fondo a lui. E anche, come se fece a po' Paulín, come l'hai viste, che la via filet fer, la via, lo che ve le signete di lui, il catran, la brea. La brea. Así que estaba el cable de cobre, la goma, cables de acero que lo protegían para que no se corte, y después todavía fuera un recubrimiento de brea. Il catrán, la brea, per il sulelo, per aislare. Aislato, ma sempre la stai una bella gnocca di nuovo para Sì, però ti tenda conto che tu cava che andai a suta Eva. Suta Eva. Se l'avessi stata in dingera, l'avessi affrontata. Che sì. Sì. Dice che la señal, se la compareix anche in dì, sarebbe lenta, però per la época lì, ahí era proprio istantaneo. Ahí era alla minuta. Sería como el WhatsApp del Il WhatsApp anche imagínate, como decíamos recién, un mensaje por ahí, una carta por ahí, decir, con el vapor, con los barcos que iban y venían, demoraba un mes. Esto acá, digamos que no era instantáneo, pero era bastante rápido. Piteles, mi quante lesio tutto sì, bisogna a pensare e subito compararlo con il WhatsApp anche in dì, perché ti pensa che prima del telegrafo era come dici, se bisogna sapere dal Toio, da Luca Fusa, a una distanza da Pamaca all'Europa, anche che due lì, diventava aspettare un bel momento. Invece con il notizia arrivava più lento. E con WhatsApp più o meno passa il stesso, alla collegane insieme. Paulín, ¿cuánto tiempo la gente i messaggi? Perché lo che costava era pas tan fácil, valía bastante, era bastante caro, digamos así, mandar un mensaje por telégrafo. Él era proprio específico, era algo muy específico il mensaje. Era un più perché ti la paga la facies d'accordo alla quantità di parole che buttavi. Allora facevo economia di parole. Il messaggio era tutto bene, stop. Todo bien, stop. Arrivo domani. Mañana llego. Stop. Listo. Un mensaje. Tutto un mensaggio. Perché dice che la parola costava bene peso oro. Poi in Argentina peso il sol, no? Che era forte. Sì. Che ero valutato in oro. Allora dice che costava 20 e la gente scriveva misura. Ma gente, sicuramente la gente che scrivia tutto, che faceva messaggi con il telegrafo da sì all'Europa, la gente proprio sfortunata che la viu super felice. Sì. E anche che la viu presa diciamo, per che la gente là o da sì ricevesse il messaggio, perché sennò se la viu presa, ma non è. Però anche ve le sì quanta faceva da manca de avvis, che stava una roba che era pa vela o bella una roba vela, mandavo il telegramma per telegrama. Che anche il telegramma costava copa, il telegramma mi idea che all'ultima ero cosa scritto, però in principio ero parei con il telegrafo. Con il telegrafo, però parei. E dopo arrivava, prima la posta, dopo dalla posta la polizia, ma dopo la gente la via da sapere una roba, lo sapeva, proprio parei. Quindi, dire alla gente che non mi fai una messa, una gratuita anche, fino en código Morse. Así que bueno, entre todas las programaciones, como decimos siempre, por ahí el argumento es secundario, pero es lindo saber estas cosas a veces. A veces vos decís, y bueno, el código Morse ya pasó, los telégrafos ya pasó, pero por ahí a veces yo digo,
Imagínate el movimiento que tienen que haber hecho para tirar un cable desde Río de Janeiro hasta Lisboa para que quede allá en el fondo del mar, tirarlo porque no es un solo cable, seguramente que hay que ir añadiéndolo, acomodándolo y después recibir la señal, ponerlo en prueba. Qué desafío y qué movimiento que hicieron en esos años. No estamos hablando de la tecnología que tenemos ahora, ¿eh? Nosotros estamos hablando de 100 y pico de años atrás. Sí, docentes, pues, La gente que se ponía al servicio, digamos así, se bien, Dulier, Pia Butzol, pero la gente que se ponía al servicio, digamos así, del avance tecnológico, al avance de la gente. No, perché dopo la tenduva lì dal film, la comunicazione che la fa ICT, non è tipo come paspi che tu lì, però la gente che piace, che entra nel Google, a Pellese, tutti i negozi che l'hanno passato, perché hanno acá vende carne, perché hanno acá audiovisa un po' più l'esportazione, tutto grazie a su. Todo gracias a esto, proprio per Sì. Pare che, Bill, prima alla fin della programmazione, no, fai una bella marcha, come decimos siempre, una bella mezcla hicimos. Una mezcla, pero nos productor Simón sicuramente a Chairito, sí. A Chairito. Alla già Chairilo, la pantalla, perché la gente pesa lese. Así que bueno, agradecerle también a nuestro productor Simón, que está siempre con nuestras locuras, como quien dice, Anfacas. Fino al salir, Sí. Fino al chau a ti, Sí. pararse en código Morse. Así es, así que en código Morse también le vamos a mandar el saludo hasta la semana que viene, Paulín. Sarà fino alla settimana che viene, quando il numero torna sì, abbatte il taccuino. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Auspician Ale Parei Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. La nostra tradizione, tramandata ai nostri